Quarta puntata di Aspettando il 2025, box per box, in compagnia di Paolo Arru, il giovanissimo Paolo Arru. Ben ritrovato Paolo. Buonasera a tutti. Allora Paolo, ritorniamo da te, ci fa piacere insomma visitarti perché sei il più giovane allenatore operante in Sardegna. E lo scorso anno ufficialmente diciamo hai affrontato la tua prima stagione, tra alti e bassi, però insomma non sono mancate qualche soddisfazione, magari come tutti, anche tu ti aspettavi qualcosa in più, però raccontaci un po' com'è stato il 2024. Ma allora, diciamo che rispetto al primo anno che ho avuto due cavalli, diciamo è stata un'annata un po' più impegnativa considerando i 7 cavalli in allenamento. Poi i risultati sono stati quelli che sono stati, sono riuscito a pizzicare fortunatamente una vittoria con Careser in Gentleman e poi qualche piazzato con Falesia e anche con Magic Lolita, la mia. Senti, Karaser, vabbè, lo conosciamo, un cavallo anche un po' sfortunato, magari qualcosa in più, secondo me poteva anche raccogliere con un pizzico in più di fortuna, soprattutto nelle corse che ha disputato. C'è stato anche un momento in cui si è affacciato alla prima categoria con dignità, poi ha trovato anche la vittoria a Sassari, però magari qualcosa in più poteva arrivare secondo te. Sì, diciamo che qualche volta sono stato costretto a fargli fare magari qualche corsa di categoria un po' più alta rispetto alla sua per non... diciamo era un cavallo che non dovevi mai fargli perdere il ritmo. Non è che potevi stare 2 mesi senza correre aspettando la corsa sua. Era sempre bene tenerlo attivo con qualche corsa e quindi qualche volta sono stato costretto ad alzargli un po' il tiro, diciamo. Però non si è piazzato, però mi aspettavo molto peggio. Diciamo che si è difeso bene. Sì, la vittoria in autunno, come spesso accade alla scuderia di tuo È padre. vero. Infatti avevamo ricordato questo aspetto il giorno a Sassari. Poi vabbè, Falesia, lo stesso benino, bene, a volte male, insomma, Sì, poteva sì. anche lei secondo te... Diciamo che era una cavalla che molto brava, serena in corsa, tranquillissima. Era una cavalla che non dava mai il 100%, non dava mai tutto quello che poteva dare. Anche a Sassari, quando è seconda nella Maiden, quella era una corsa che poteva vincere senza problemi. E che ogni volta che passava davanti andava a pararsi e non faceva quello che realmente doveva fare. Ecco. Mi ricordo il disappunto forse di Pasquale Salis entrando al Tondino, Cavalletto Sì, era sì. vinto invece. Esatto, esatto, proprio Mi così. ricordo il suo disappunto proprio a sottolineare questo aspetto di Falesia, che tra l'altro aveva debuttato bene. Alla Maiden si è trovata in testa facile e non ho capito se ha avuto paura, anche perché non era una cavalla che ha mai fatto cose del genere nel lavoro, non mi ha mai dato a pensare niente, assolutamente. Proprio una cavalla sincerissima. Sì, ha Quello era gettato un via. piazzato, dai, un piazzato lo prendeva sicuro Ma per lì. come si era messo, insomma, poteva, Eh, poteva anche trovare la vittoria, sì, diciamo. Mi sì, sì. ricordo, infatti, mi ricordavo, no, La seconda sì, corsa perché era, la sì. prima l'aveva dominata Fabiana Junior. Sì, sì, era il debutto quello, sai. Ok, questi sono stati i tuoi cavalli per il 2024. Ce ne sono, ma Magic Lolita che dopo la vediamo, che tutto sommato, però insomma, come ti sei trovato, anche il rapporto con i proprietari, ti hanno ridato fiducia quest'anno alcuni, quindi No, 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 ma su quell'aspetto non posso dire nulla. Poi c'è chi va, c'è chi viene, ma non... è così che funziona, no? Non me la prendo a male, capisco bene le situazioni. Però c'è anche chi mi ha dato fiducia, oltre ovviamente a mio padre, ci mancherebbe. sì, è proprio quello la cosa importante, è avere i proprietari anche insomma nella stagione che sta per venire, quindi Certo, hanno riconosciuto in tema della serietà la sì, ne sono professionalità. entrati anche di nuovi, quindi sono contento così. Allora Paolo, adesso ci fermiamo un attimino e poi andiamo a vedere i cavalli Certo. box. Allora Paolo, iniziamo
box per box. Sì, questa Iniziamo. è Teardrop. Teardrop, questa è una Le Vie Infinite Invincible Lia, figlia di Invisible Spirit, la mamma. La proprietà è di mio babbo e l'allevatore è il signor Stefano Luciani. No, non esagerare. Ricordiamo che sono puledri, una bella puledrina questa. Sì, ti piace? Sì. Bellina, ma io a vederla così ti direi che potrebbe sembrare una velocista, poi la verità non mi interessa, può fare qualsiasi distanza, basta che un pochettino vada, ecco. Certo, se poi si arragna nel 2004. Va bene uguale. Sì, da parte di Infinite C'ha un sacco di prodotti in Italia, tantissimi. Che insomma, caratteristica la velocità. sì, principalmente è quello, però ho visto che la maggior parte in tutta Italia sono cavalli che si difendono bene, anche magari non sono cavalli da gruppi, però c'è qualcuno comunque che si è difeso bene anche in altre categorie. Sì, è un cavallo molto positivo, insomma ha fatto tra virgolette le fortune di qualche scuderia, perché Certo. Quando sono italiani a volte guadagnano più di certo. Quindi Sì. questo è l'aspetto sicuramente che va sempre sottolineato. Però sai, sono 2 anni, io non gli metto fretta, se è pronta per maggio è pronta, se no, se mi fa vedere che ancora è presto e aspetto, non c'è nessun problema. La vediamo qua, il nome Teardrop sulle Ria Giovanni Arro e allevamento Stefano Luciani. è acquistata direttamente da lui. Siamo andati lì in scuderia da lui, ci siamo organizzati in giornata e ci ha fatto vedere una serie di puledri che erano in vendita, che sarebbero poi dovuti andare alle aste, e ci è piaciuta questa e abbiamo trattato e abbiamo preso questa. Tra l'altro un signor posto, un ottimo allevamento, complimenti. È stato uno dei più vincenti d'Italia. Certo. Allevatore di Thunderman anche, è un ottimo cavallo. Tanti altri. Certo, c'è tempo, a voglia. Se non è maggio sarà più avanti, con calma, portano avanti. Ok. Qui abbiamo Sapruna. Una delle più chiacchierate. Sì. Adesso scopriamo perché. Questa è figlia di Nando Parrado e For the Roses, stessa mamma di Denaga dell'Algher. È irlandese, allevata in Irlanda, l'hanno presa 6 mesi alle aste e poi è stata portata a casa del signor Santino Sanna, che ha finito lui, l'ha portata lui fino ad arrivare qua. Scuderia? La scuderia è del signor Giovanni Floris. Ok. Allora, sorella di Denaga dell'Algher. Sì, una bella cavalla, molto bella. Già questo è un bel biglietto. Sì, certo. Denaga la conosciamo, lo scorso anno ha vinto il Gran Premio Regione Sabia all'età di 3 anni, una cavallo che ha fatto bene sia a 1600 fino ai 2400 metri, seconda in una buonissima condizionata a Milano, poi ha fatto sempre bene, a parte l'ultima, come abbiamo sentito nell'intervista di qualche giorno fa, una dottoressa che forse ha avuto un calo fisico, ma lui stesso ha detto, ha confermato che non c'era nulla da lamentarsi. Cavolo. Per il percorso fatto fin qui da Denaga dell'Algher. Cosa ti aspetti tu da questa cavallo? Guarda, tanto la prima corsa sarà una semplice corsa di debutto, così giusto per fargli vedere che cosa deve fare, poi più avanti si vedrà il da farsi. Non so se è ancora, diciamo che è ancora da scoprire, perché la sto tenendo tranquilla, perché lo stesso anche lei, considerando che ha 2 anni, non ho nessuna intenzione di pressarla per dover per forza correre a maggio, scusa. Quindi se è maggio e giugno, se è giugno e luglio, quello che è, quando mi dice che è pronta, vedremo un po' quando corre. Poi, ripeto, che ne faccia 1000, che ne faccia 1600, che ne faccia 2000. Basta che vada un po'. Però fisicamente è una cavalla che, insomma, cioè, ora laggiù c'è un taglio, gli ho dovuto mettere una fascia, però, niente da dire. È tutto da scoprire, sono puledri. Certo. Questa è la però importata, giusto? Sì, è irlandese. A 6 mesi l'hanno presa in Irlanda. Quindi ricordiamo il nome? Sapruna. Tipico irlandese. Insomma. Sapruna, la scuderia Floris da Nando Parrado, che è un mostrone emergente.
Storia dei denari. Sì, questo è Rogil, Maschio. un maschietto italiano di 2 anni. Dai. Dai. Figlio di Helmet, la mamma è Blank Space, l'allevamento è Genez SRL. Italiano? Italiano, sì, sì, sì. Quindi un Helmet. Un Helmet, sì. Allora, Helmet lo conosciamo, ovviamente in Italia padre del campionato Mucciaccio, Certo. di Canto Corale, tanti altri. Un sacco di cavalli positivi, Tipico insomma. del mondo, Sì. Helmet. Tamara è una interessante linea femminile, perché lei è una figlia di Duke of Marmalade, giusto? Sì, esatto. Ed è la sorella di Karpelski. Karpelski era un portatore della Nuova Sbarra, vincitore d'Italia di gruppo 2, gruppo 3 e Listed è stata in gruppo 2 in Germania, oltre ad essersi piazzato in gruppo 1 a Royal Ascot in Inghilterra, quindi Insomma, una linea importante. c'era lo stesso la mamma e sorella di Occhio della Mente, piazzato in gruppo in Italia, c'è una linea sviluppata dalla Nuova Sbarra, molto vincente, molto interessante, che proviene da Cromanda, Cronza, insomma, quella che poi è stata per anni una linea della Sima, quindi sta parlando di una linea femminile molto molto interessante, incrociata con Helmet, arrivata in Sardegna, quindi insomma, cosa ti aspetti? Ma anche lui lo stesso non è un cavallo che correrà a maggio. Proviamo, vediamo un po' per giugno come sarà, come non sarà. Ma sai, per i movimenti che ha, ti fa pensare un pochettino a un cavallo precoce, ma non è così, non è così. Infatti bisogna sempre starci attenti, perché poi ti fanno pensare una cosa, magari li prepari veramente per correre e ti tocca magari che poi ti devi fermare e perdere un sacco di tempo. E non solo non debutti a maggio, ma non debutti manco a giugno. Quindi con calma, facendo i passi per gradi, fa un po' barrosetto, vabbè. Facendo i passi per gradi, e quando è pronto già me lo dice lui. Scuderia? Scuderia, allora il proprietario è Giuseppe Rendini, insieme a un gruppo di amici di Orgosolo. Certo. Nuovi? Nuovi, esatto, nuovi. Un bel cavallino questo. Sì, un bel cavallino, eh. Helmet poi, insomma, l'eleganza che dona, Sì. la struttura non si discute. Ma poi il modello com'è mi piace proprio come è fatto. L'anno scorso ho avuto una figlia di Helmet qua in Sardegna, in America, Ah, ma un certo, cavolo. Certo. e due. Certo. Rogil. Rogil, col sangue 5 anni. Qui abbiamo fondo arabo. Mezzo songo fondo arabo, si chiama Gesli. Esagerato. Che cazzo. Quindi un fondo arabo. Figlio di Saturday e Susi. La mamma è figlia di Tiglio De Eureko. Quindi figlio di Saturday. Con questo l'idea iniziale era di debuttare subito, il prima possibile, però purtroppo strada facendo c'è stato un inconveniente, gli abbiamo dovuto togliere il testicolo destro e la ferita si è chiusa troppo presto e ha preso infezione, e quindi ho dovuto rallentare, ho perso un mese di tempo, e ora ha ripreso da una settimana, 10 giorni a lavorare seriamente, però ormai il debutto chiaramente alle prime giornate salta, passerà in secondo piano, sì, un po' più avanti. Fatto bene. Un po' di incrocio interessante. Già, a parte che tu un bel cavallo, dai. Sì, abbastanza grosso. L'anno scorso avevo al posto suo, vabbè, il proprietario Maurizio Fresi di questo cavallo, e l'anno scorso avevo Falesia, che era un po' più mingherlina rispetto a lui. Sempre il fondo arabo questa scuderia. Sì, fondo arabo. Vabbè, fanno comodo, cioè, ci mancherebbe. La cosa più importante di Sardegna il derby, cavolo. Quella tradizionale, vittoria con il fondo arabo, il derby sardo. Quindi questo Gesli, sì, stranamente quando si avvicinano alle corse c'hanno sempre qualcosa. Succede sempre così.
Quindi tocca aspettare con questo qualche Sì, giornata, dai. sì, qualche giornata in più, magari per maggio, ecco, metà maggio, così, giusto per non fare tutto troppo di fretta, ecco. Se vogliamo fare le cose fatte bene con calma, per metà maggio io penso che se va tutto regolare, come sta andando, dovremmo esserci. Quindi scuderia, come detto, Maurizio Fresi, allevatore, Giampiero Manca. Giampiero Manca, esatto. Vediamo ora da 3 anni pure a sangue. 3 anni puro sangue, Magic Lolita. Dai. Questa è la testa di tuo padre. Questa sì, sempre di mio babbo. E questa l'anno scorso ha debuttato nella debuttanti del 31 di agosto qui a Chilivani e ha corso molto bene, quarta. Ha fatto un bel quarto con Giovanni Angius, che tra l'altro l'ha interpretata benissimo. Che aveva vinto quella corsa? Sabina dell'Algher. Sabina dell'Algher. Che poi è seconda al criterio. Questa purtroppo dopo al debutto è stata un po' sfortunata perché si è strappata un muscolo della groppa sinistra con versamento di sangue e quindi l'ho dovuta fermare per 5 mesi al Prato, portata in campagna e ora sto provando a recuperarla, quindi non sarà sicuramente per adesso che correrà, nel caso. Prima vediamo se riesco a recuperarla. Per adesso sembra migliorata, con 5 mesi di riposo è migliorata un sacco. Sta riprendendo il lavoro gradualmente e vediamo come va. Se riesco a recuperarla bene, se no andrà a fare qualcos'altro. La figlia di Magician. Magician, sì. Magician e la mamma era Chickas Force. Chickas Force. Sì, il debutto era molto incoraggiante. Sì, sta bene. Forse molto bene, mi è piaciuto un sacco. Per quello ci sto riprovando, solo per quello. E ora vediamo un po' se ci riusciamo e se no, pazienza. Paolo, concludiamo qui il giro della tua scuderia. Abbiamo visto 3 puledri interessanti di 2 anni, il fondo arabo, e vedremo anche lui più avanti, il Magic Lolita che la sta recuperando. Questo è il materiale con cui si presenta. Con fiducia sicuramente, sono molto contento dei cavalli che ho, dei puledri che ho. Non voglio crearmi aspettative perché poi i cavalli lo sai, no? Sono particolari, magari ti crei un'aspettativa che poi non sarà realmente quella. Però sono contento dei cavalli che ho, mi auguro solo che facciano quanto basta per far contenti i proprietari, anche me ovviamente. Ok, e con questo noi concludiamo, vi ringraziamo per averci Grazie a te. A tutti Paolo, ci vediamo a Tondino. Ci vediamo al Tondino.